Allora, buonasera a tutti, per me è un gran piacere essere a questo convegno che era sempre frequentato da mio padre, Giovanni Flora. Io sono stato a pochi seminari, però oggi è un piacere essere qua e ringrazio Pantanali e tutti quelli che hanno organizzato il convegno. Insomma. Allora, io ho due relazioni, la prima è sulla bussola solare e la seconda su un'applicazione della bussola. Cominciamo con la prima. La bussola solare che abbiamo sviluppato in Enea è una bussola elettronica e quindi è automatica, ha un GPS incluso, ma non è indispensabile. Si può inserire anche manualmente le coordinate geografiche perché la bussola è fatta per poter funzionare ovunque nel mondo. L'abbiamo portata anche in Antartide, quindi in zone in cui non c'è né segnale GPS né segnale internet. È ispirata alle meridiane terchiese, quindi per poter determinare da che parte sta il Sole non c'è un oniomone, una barretta, ma c'è una fessura come l'apertura nelle chiese. È una fessura larga come un capello, 1/10 di millimetro. La luce del Sole passando nella fessura dopo circa 1 centimetro incontra un rivelatore di immagine e qui proietta la riga di luce che passa dalla fenditura e quindi l'immagine è tutta nera eccetto la riga di luce. A seconda che la scatoletta e quindi il cannocchiale del teodolite su cui montiamo la bussola sia girata più a destra o più a sinistra rispetto al Sole, si sposta la linea di luce e con una serie di calcoli si ottiene l'angolo tra la scatola della bussola, quindi del cannocchiale, e il Sole. In quello stesso istante in cui viene scattata la foto, una ogni secondo, il processore della bussola calcola l'orientamento del Sole in quel luogo, somma i due angoli e ottiene l'orientamento della scatola e quindi del cannocchiale rispetto al nord geografico, non c'è uso del campo magnetico qui, con una precisione di 1/100 di grado. Qui mostro un esempio in cui abbiamo verificato la bontà della bussola puntando un bersaglio molto lontano dal sito Enea di Frascati, l'antenna RAI di Monte Mario, che è una distanza così grande che dalle coordinate geografiche del luogo della bussola e dell'antenna è possibile ottenere un valore teorico dell'azimut da poter confrontare con i dati sperimentali e come vedete lo scostamento è ben inferiore al primo d'arco, quindi siamo a 1/100 di grado di precisione. Una bussola quindi molto utile sia per scopi scientifici, l'abbiamo portata in Antartide per misure del campo magnetico con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e poi in campo archeologico come mostrerò nella prossima relazione. Ma nessuna ditta italiana la produce. Quindi per usarla non c'è altra soluzione che collaborare con l'Enea per precise applicazioni. Noi però abbiamo voluto che la tecnologia fosse a disposizione di tutti, che non rimanesse nei laboratori. E quindi abbiamo sviluppato una app gratuita, disponibile oggi su Google Play Store. Scaricando l'app che si chiama Enea Mobile Sun Compass, si può anche inquadrare questo QR code per trovarla, e il telefonino si trasforma in una bussola solare simile a quella dell'Enea. Mostra la rosa dei punti cardinali e sopra mostra anche 4 numeri che sono gli orientamenti rispetto al nord o rispetto al sud, come si vuole, geografici, dei 4 lati del telefonino. Quindi se io traguardo un bersaglio lungo il lato lungo del telefonino, poi guardo il numero corrispondente alla freccia in su, ho l'azimut. Okay? La precisione di questa bussola per smartphone non raggiunge ovviamente il 100° di grado a causa delle imperfezioni meccaniche dei telefonini. Se usiamo il telefonino da solo siamo a livelli di 1 grado di precisione, oltre a quello non riusciamo ad andare. Ma se mettiamo il telefonino sopra a una piastrina di puntamento, che adesso vi mostro, che abbiamo chiamato Survey Kit,
allora la precisione scende a 1/10 di grado, anche meglio. Noi abbiamo avuto un errore massimo di 7 centesimi di grado con telefonino, quindi con uno strumento estremamente semplice a disposizione di tutti. Questo è il Survey Kit, è una piastra stabile che si può montare sul cavalletto fotografico e il telefonino va posato sopra. La piastra ha 2 binari standard piccatini rail, si chiamano, per mirini tipo quelli da caccia, possono essere a cannocchiale oppure a diottro, li chiamano red dot, che si vede una crocetta, e questo mirino è parallelo ai lati del telefonino, sia che lo monto qua, sia che lo monto di là, al lato corto. E sotto alla piastra c'è una scatola 6 cm di diametro, la vedete qua, questo è l'oggetto, è molto piccolo, mi raccomando, mi diamo lì. Con una fenditura, per cui orientando la fenditura circa verso il sole, sul fondo della scatola si ottiene una riga di luce solare. La fotocamera del cellulare la inquadra, perché c'è un forellino qua per poter guardare dall'alto, riconosce l'orientamento della riga di luce e a quel punto fornisce i valori di azimuth in modo preciso, al 10° di grado. Questo è un survey kit che abbiamo chiamato professionale. In mnemonica un survey kit può essere utile per fare i rilevamenti di orientamento di una parete. Come sappiamo tutti noi mnemonisti, per poter calcolare una mediana bisogna prima conoscere l'orientamento della parete. Una tecnica ampiamente usata è quella del filo a piombo, si mette un filo a piombo a qualche decimetro, si misura il rapporto tra la distanza filo-parete e lo scostamento dell'ombra rispetto alla proiezione geometrica, quindi con una squadra del filo sulla parete. Da questo rapporto, sapendo a che ora si è fatta la misura, si ottiene alla fine l'orientamento della parete. Però questa tecnica esige alcune condizioni, è la tecnica che usava sempre mio padre per le falle meridiane. Bisogna che quando andiamo a fare il rilievo ci sia il sole sulla parete. Poi bisogna che la giornata non sia ventosa, se no il filo a piombo va a spasso. E infine bisogna che il luogo dove si fa la meridiana sia raggiungibile comodamente, quindi se siamo alti serve un'impalcatura. È già nel giorno in cui andiamo a fare il rilievo dell'orientamento, che non è ovviamente lo stesso giorno in cui faremo la meridiana sulla parete. Con un survey kit e telefonino possiamo fare la misura dell'orientamento a distanza e quindi anche quando la parete magari è in ombra. Basta appoggiare sulla parete uno specchio e puntare col mirino del survey kit lo specchio cercando di vedere riflesso il mirino stesso. In questo modo sappiamo che la direzione di puntamento è ortogonale alla superficie dello specchio, se no non vedremo il mirino. E quindi il valore di azimuth che ci dà l'app sul display è direttamente l'orientamento della retta ortogonale alla parete, cioè l'orientamento della parete. Abbiamo pensato anche ai giovani, che sicuramente non possono comprare un survey kit professionale, però possono lo stesso divertirsi, i giovani anche, non solo i giovani, possono divertirsi ad avere misure di orientamento abbastanza precise, sicuramente sotto al grado come precisione, qualche decimo, semplicemente acquistando una scatola di cartone, questa che vedete qua costata 4 euro, si taglia una fessura col seghetto da ferro su un lato, bella dritta, perpendicolare al fondo, poi si appoggia il coperchio rotondo, si fa un buco nel centro del coperchio e si appoggia sopra il telefonino, a posto. In questo modo il telefonino ha la possibilità di vedere la riga di luce e darà correttamente il valore di orientamento sul display. Se poi vogliamo anche poter puntare un bersaglio, un campanile, un rifugio in montagna, possiamo interporre tra il telefonino e il coperchio, come vedete in questa foto, un cartoncino con 2 righelli da disegno a 90 gradi e mandare il cellulare a battuta contro i righelli. Sul cartone facciamo sempre un foro dove c'è la fotocamera e a questo punto
Anziché traguardare banalmente il lato del telefonino, che si va male a traguardarlo verso un bersaglio, possiamo puntare l'intero righello con una maggiore lunghezza e quindi maggiore precisione. Infine, nell'app abbiamo creato anche una pagina utile per gli archeoastronomi, ci hanno spinto loro a farlo, ma anche per noi gnomonisti, una pagina che dà molte informazioni astronomiche sul Sole, cioè le effemeridi. Ci si accede premendo questa icona a spirale qua sopra. Abbiamo un orologio in tempo reale TVL, quindi se siamo davanti a una vecchia meridiana possiamo accertarci se dice l'ora giusta o no, perché abbiamo il nostro orologio TVL. Poi abbiamo l'orologio a tempo vero del fuso, che è diverso dal tempo vero locale. Abbiamo il valore in tempo reale dell'equazione del tempo, l'elevazione e l'orientamento del Sole rispetto al sud in tempo reale, l'ora e l'orientamento dell'alba e il tramonto locali, sia per un orizzonte veramente orizzontale come il mare, e sia per un orizzonte che sia una collina, ok, basta che gli diciamo dentro l'altezza angolare della collina e il software fa il calcolo. Tutto questo lo possiamo avere sia in tempo reale, ma anche per una qualsiasi data passata o futura, basta agire sui bottoni sotto, e per qualunque luogo della Terra. Possiamo inserire le coordinate geografiche di qualsiasi luogo. Quindi questa app credo sia molto utile per noi gnomonisti. Per uno sguardo al futuro, stiamo realizzando in un progetto finanziato dal PNRR una bussola con tante fenditure, un'unica telecamera, che avrà la possibilità di avere una visione a 360 gradi. I problemi da risolvere sono tanti, l'immagine è molto deformata dall'obiettivo, bisogna prima raddrizzarla, poi riconoscere l'orientamento di tutte le righe, vedere dove convergono, insomma il lavoro è lungo, ma siamo già a buon punto. Si prevede che il progetto finirà per aprile del prossimo anno. Questa bussola sarà completamente autonoma e funziona anche su mezzi mobili, quindi su barche, su robot, e funziona anche come sé stante, cioè dà il valore dell'altezza del Sole, quindi è in grado da sola di ottenere le coordinate geografiche del luogo in cui si trova senza l'uso del GPS. Con questo sono alla fine. La bussola solare brevettata alla precisione di 1/100 di grado, chi vuole usarla può entrare in collaborazione con l'Enea. L'app Enea Mobile Sun Compass per smartphone è ora disponibile gratuitamente su Google Play, su Play Store, e unendo il cellulare al Survey Kit, che oggi è in vendita presso la ditta LMP Lavorazioni Meccaniche di Precisione di Amicuzzi Giovanni e Fratelli a Lunghezza, in provincia di Roma, si ottengono rilievi di orientamento con un'accuratezza migliore di 1/10 di grado, sufficiente per usarla in mnemonica. Ho ancora un minuto? Ma certo. Benissimo, allora vi mostro in funzione la app. È possibile mandare a dormire? Ecco, qui abbiamo il Survey Kit, vedete il mirino per caccia di tipo diottrico, lo si guarda da lontano e si vede una crocetta rossa nella direzione in cui si traguarda. Qua sopra ho messo il mio cellulare, l'app in questo momento non trova la riga di luce, quindi la bussola non è entrata in funzione. Con questa lampada simulo il sole, mi metto davanti e adesso ha riconosciuto la direzione della riga bianca sul fondo della scatola, sovrappone una retta verde per dire che l'ha trovata e la bussola è entrata in funzione. E qua su abbiamo i valori di orientamento dei 4 lati del cellulare. Se sposto la lampada, nell'arco di qualche secondo la bussola si sposta anche lei, perché riconosce da che parte è il sole, vedete? Ecco. Ok, ci siamo. Ecco, bisogna che il sole
sia davanti alla fenditura entro pochi gradi, altrimenti non passa per il centro della scatola, ci sono errori. Ma per questo motivo la fenditura è ruotabile e i mirini cioè i binari su cui possiamo inserire il mirino hanno 4 orientamenti possibili a 90 gradi, per cui sarà possibile in ogni caso poter puntare qualunque bersaglio ci interessi. E qui è finita la prima relazione. Ottimo. Grazie. Andiamo a ruota, va bene. Ci devono essere domande o no? Super veloce. Scusa, Flora, Sì. quanto costa il kit? Prego. Quanto costa il kit? Il kit, allora la ditta lo fa a diversi livelli di robustezza. Quello migliore, studiato per geometri, ingegneri, con tutte le filettature rinforzate internamente con helicoil, costa 600 euro più IVA, perché è proprio il massimo. Adesso la ditta vuole produrne uno a prezzo più basso e noi stiamo spingendo perché spinga in giù il più possibile il prezzo, a costo di non fare una cosa robustissima, perché deve essere alla portata di tutti. 600 euro sono già una spesa significativa. Con Ok. un sole anche non proprio brillante funziona? Sì, l'abbiamo provata addirittura durante un'eclissi solare. E l'errore era arrivava in quel caso a 1-2 decimi. Adesso? Sì, non sbaglia mai i gradi. No.